spiegare, giusto? No. Che saccio? Ah, non lo conosci proprio? No. Me la spiegare? Quindi non sai cos'è il Tampax. Se ti dico assorbente interno lo capisci? Perché che fare? Non te la metto. Ma non hai sparato. Le minchiate che dici? Se ti dico assorbente interno capisci che cosa significa il Tampax? All'estero te. Risponde. Ti ho fatto una domanda. Sto cercando di farti capire che cos'è il Tampax. Tampax uguale assorbente interno. Ah, A cosa serve? Chi lo utilizza? Anzi, prima a cosa serve? Punto di domanda. se dico... no, uomo no. Donna. Scusa. A cosa serve? a cosa Devi serve? dire tu a cosa serve. L'hai Ma che capito cosa a serve? No, tu lo devi dire, Maria. Aspetta. A che cosa serve? A che cosa serve? Spiegalo. Tu lo devi dire, Maria. Io ti ho fatto la domanda. Hai capito che cos'è un assorbente interno? Il Tampax è un assorbente interno, ok? Assorbente. Ah, lo so bene, sai. Tu lo sai cos'è l'assorbente? Che cos'è l'assorbente? Tu lo sa... Chi lo usa? La donna. Perfetto, e quando lo usa? Quando lo usa? Ogni giorno. Lo sai che cos'è il ciclo mestruale? Sì. E tu c'hai ogni giorno il ciclo mestruale? Che c'entra ogni giorno? Quando mi allora vengono giusto, ogni mese. Sicuro che ti vengono ogni mese? Sì. Sicura, sicura? Certo, come non c'è né menzogne. Perché mi dai con l'occhiodotte? Io ti... Puntuali, giuste. Spaccate. Certo. Se no, se mi venissero malate mi pigliassero. Ti pigliassero? Se a me mi venisse, ci chissà malate, un nave. Quindi hai capito che cos'è l'assorbente interno? Quindi chi lo usa? La donna, una... Oh. E quando lo usa? Quando c'avevi ogni mese. Che cosa ha ogni mese? Il Il ciclo mestruale. ciclo mestruale. Certo. Oh, hai capito? Certo. Se no, c'è che l'anno ce n'è. Quindi sono non tutte lo sballate. usa l'uomo. Come fa a usarlo l'uomo? No, io ho sbagliato. L'uomo c'ha il ciclo, La donna. la donna. C'è che la ci viene, c'è da... E Non sono me- tutte che ce l'hanno le donne. il ciclo. Perché E sono se la tutte- donna non ha ciclo? Perché sono tutte sballate. E quando è che il ciclo invece non viene alla Io mia donna? madre era sballata. No, io non parlo di domani, io parlo di femmine. Quando Ti sono tutte, una via ognuno. ciclo. Boh, Ah, tu vuoi io dire penso che- per mia, di l'altro mi interessa. ho capito quello che vuoi. Tu vuoi dire che non tutti hanno il ciclo regolare come il tuo. Ma te la dico io stessa, di l'altro mi interessa, giusto? Quindi il ciclo tu ce l'hai regolare. Gli Sì, altri io ce l'hanno giusto l'hai. sballato, però tutte le donne ce l'hanno. Sì. E quando è che manca il ciclo? Soprattutto per 9 mesi manca il ciclo. Perché? Boh, 9 mesi. Non ti suona 9 mesi? Non ti dice niente? La donna che per Suonare- 9 mesi per non ha suonare c'è ciclo. mettere la musica, ma se no... vengono giuste. La donna Ogni mese. vengono esattamente ogni 28 giorni, cara Maria, non è ogni mese, ogni 28 giorni. Ho 28 giorni perché? Perché così? Te se ti viene il 10 di aprile poi ti viene il 10 di maggio? No, ti vengono 2 giorni prima. Sì. E quindi ogni 28 giorni. E che vuoi? Che vuoi? Ancora? Va a cercare di finirla, va. A dire queste cose. Sono cose naturali. Sì, però cangio discusso, no? Se mi queste cose, ma a dire. Non è che sono cose... C'è a dire come puliziamo, come fice in terra. E questo come... ormai lo sappiamo, Maria. Chi questo sono lo le sappiamo, oste- Maria. I tuoi fans si stancano di sentirti dire che lo sapevo se ho fatto Perciò? la pulizia. Lo sapevo. Quando è che non c'è il ciclo? Allora, per 9 mesi manca il ciclo. Leonora, su. Arre! Perché? Tu sai sa. Ah! Vale, ma non basta. Come ti pare male? Questa è una cosa naturalissima poi. Sì, però cambia discusso. Non lo sai. Mi piace cambiare. Ah, ma Maria, Allora, quando è ma- che non c'è il ciclo mestruale? Ogni mese. Ho Fatti capito. scioccata. Cambia discusso. Ormai Lucio, basta.
Ma manco chiesto di ma scusami, mi fai capire una cosa? Ma a casa tua, quando tu stavi con i Che tuoi, argomenti parlavamo? cosa? E infatti, che argomenti parola di mucca? Niente, Che niente. argomenti parlavate? Niente. Perché mi sembra che tu sei cascata in un altro pianeta. Niente, Devi capire, niente. quando lei stava sicuramente con la famiglia. Cioè gli Niente. argomenti. Secondo me non ce n'erano argomenti. No, c'erano. Che si mangia? Chi si mangia? Ecco, Chi? Poi sto contato e patate fritte. Che fascista tu? Sì, chi? argomenti Gnignono, erano se mi questi. chiacchiere. Condivido Sciarre. Quindi non c'erano argomenti di niente. Ma anche, però, tu, come tutta la tua famiglia, stavate ore e ore a guardare la TV. No? La televisione parlano di tanti argomenti. Sì, adesso mi vedi io, perciò che tu avevo comando e cangiavo se mi canale, gnignono. Quindi non seguivate niente. Sì, adesso io Eh. E ne. come mai ti fai tagliare a me invece? Bella domanda. Perché mi ti io, oppure mio frate Bastiano, oppure mio soro. Ah, perché eravate 3 contro 1. Sì, però ora ne dice cangia, non è buono. Cangia. Un è buono cui? Ma ho fatto quando adesso stiamo moschilando con lui una televisione, perché io metti oppure Bastiano, oppure mio soro, a levalo, a fare, cari, già, dopo ti piace per fissa. Non è buono, cangia. Però anzi, per fortuna. Ti Dico, per fortuna all'epoca c'era la tua trasmissione che era in televisione. Sì. Perché se era come ora. E come fai a pigliare Io un non numero? c'era. Un numero telefonico come fai a pigliare? Siccome io domani televisione io, o pomeriggio, Bastiano. a domani io cangiavo, sapevo dove era il canale, poi mi disse mio fratello Bastiano, pigli c'è a te pinna, e io pigliai sto numero. L'hai scritto tu il numero? Sì, E sei riuscito a prenderlo al volo? sì, Senza sbagliare? no, Hai chiamato subito Alberto allo stesso momento che hai preso il no, numero? prima pigliai il numero, giusto? E poi chiamai tu. L'indomani o lo stesso giorno? Quando finia, prima mi lasciamo celano, e poi mi venne una cameretta, capisci? Aveva il telefonino e fece un numero. Ah, quindi tu mi hai telefonato di nascosto? Mm. A Muccione mi chiamaste, va? No, certo, mi venne una cameretta, Brava. mi chiudeva la porta. È stata molto intelligente, brava. Certo, perché se mi Perché tu chiamavi... dici, io ci Perché essendo che sapeva che appena il tu mi dici, fratello già aveva il potere in casa, Certo. non gli permetteva di chiamare. appena tu dici pronto, ci dice Maria, dici Maria, dici come va, ci sei a posto. E chi Ah, perché non uscivo già. Lo conoscevi già? Questa è Alberto? dopo terza volta che mi avevi chiamato. Che la prima volta quando mi chiamaste ti ricordi con quello che mi hai detto? Ah, ti socco. Come lo so? Quando hai chiamato la prima volta ad Alberto, Mm. quando hai preso il numero e ti disse la cameretta, hai chiamato a lui. Sì, Che sì. cosa gli hai detto? Dice, se Maria, dice a posto caricare, ci si va, ci calmuzzito. Dice, da proprio famosa, dice, però dice tu ci a Come fare, famoso? No, famosa. no, a fare siamo video. Allora parla di forse dell'ultima chiamata a sto punto. Io non ci penso, dice, La l'ultimo. la prima. Avvicinati La un prima po' volta. parecchia, può essere che ancora La c'è prima trasito. volta. La prima, Ti sei scritta il numero, hai Sì, detto tu. sì, Ti sì. disse sei andata in cameretta Io e sono hai andato telefonato di a nascosto di diventare tuo famosa. fratello. Ci sei? Sì, mi interessa. Eri con Caterina sola? No, Con Caterina. mia sorella si vede adesso una Quindi cameretta. tu da sola hai chiamato? Sì. E ti ricordi quello che gli hai detto ad Alberto per convincerlo a farti il primo video? Il primo video. Certo, quando cercavi il fidanzato. Ho una memoria Ah, ho fatto Salvatore. Ho una memoria a breve termine. Che c'entra Salvatore? Salvatore poi è dopo fu. La Sta prima bagnuta, volta, c'è. noi ti stiamo dicendo la prima volta che tu mi hai telefonato. Sì. Te la ricordi? Mm. Te la ricordi la prima volta? Io poi ci penso, boh. La primissima volta. Ho una memoria a breve termine. Dopo 6 mesi cancella tutte cose. Bene, speriamo che tra 6 mesi si scorda. Perciò, la prima volta che tu mi hai chiamato te la ricordi? Eh, Questo lo penso proprio. ti poi ci penso, io non ci penso, boh. Quando chiamaste al mio cellulare ti ricordi? Sì. E che mi diciste? Ti ricordi che mi diciste? E so quella, io ti pare. No, io non so se c'è o ci fa. Ma ora veramente, a patto proprio, ma ci sia o ci fa? Socco. Comunque veramente, a parte gli scherzi, Caccia da rabbrividire. sei un caso veramente disperato. Cioè io mi immagino che 38 anni Ottavio, vivere in prendi quel Giuliano. tugurio, cioè era veramente allucinante.
Ma proprio allucinante, allucinante, perché tu disconosci tutti gli Voleva che pigliava una argomenti, minchiottata. le tematiche, le situazioni. Ma ora voglio sapere una cosa, io ho visto un video tuo, Quando? ultimamente, Ora o... che risale a tantissimo tempo fa, che eravate tu e tua sorella. Ma Ah. tua sorella sei diplomata? Sì. E come mai tua sorella ha avuto la possibilità di potersi diplomare e tu no? Eri tu forse non volevi andare a scuola? A mia mamma diceva, perché da tezzamete, sogno come mi piace a scuola. Ah, ora Sogno. il discorso cambia adesso. Perché tu hai sempre sostenuto che è stata tua madre. E invece sei stata tu che non ci sei voluto andare. E perché? Perché non mi piace a scuola. Ognuno è gusto, ci piace, non ci piace. Ma tu sostenevi pure prima che non ti piaceva andare a ballare. Però Sì, poi mi hai piaceva. provato, tu così dicevi nei video, poi hai provato la discoteca e Chi ti piace faceva la chiesa e discoteca. casa, chiesa e casa. Però poi appena provato sta discoteca ti piaceva. Dicetto. Quindi penso se provavi la scuola ti sarebbe anche piaciuta. Sì, ma a me a scuola... Ma manca prima elementare hai fatto mai? No, non mi piace a scuola. Mai nessun tipo di scuola, zero. Ai boh, Manco nemmeno l'asilo. Sì, l'asilo, manco l'asilo. Quindi tu praticamente non vedevi mai persone, solo quelle di chiesa. Chiesa e casa, chiesa e casa. Se mi fare se mi servizio. Io era come chi c'è una schiava e all'ultimo kidnappe. Tutto che tu mi ci Cara Barbara passare. D'Urso, tu parli di Angela Favolosa cubista. Tutto che mi ci Allora, passare, ma Angela gioco Favolosa figlio cubista. e stiamo per padre non volia. Volevo chiederti una domanda. Volevo farti una domanda riguardo il presepe. Esatto, tu hai detto che tu frequentavi casa e chiesa, giusto? Sì. Dimmi una cosa, riguardo la chiesa, nel presepe, che ruolo hanno Giuseppe e Maria? Giuseppe Maria. Eh. Giuseppe Maria, Giuseppe. Se hai frequentato la chiesa dovresti saperlo. Sì, io sono che c'è ogni però c'è. Quando era stanca non c'è. No, io che c'è ogni Secondo me hanno Il lo nome stesso di ruolo Gesù, il nome di Gesù della madre, qual è? tutti e A Madre Maria. Ti dico il nome di Gesù, qual è? Il nome di Gesù bambino. Gesù bambino. Sì. Che colore è il cavallo bianco di Garibaldi? Ti pare io c'è ogni nonno. È proprio una situazione però Drastica. drastica. Vabbè, guarda. Molto drastica. Non c'è ne soluzione qua. No, puntiamo telecamera. Shock, si gira.